Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, lei sorride. Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento The Best Sandwich, l'Italia in un panino, ancora quarti di finale. Andremo a conoscere questa sera gli altri due concorrenti che raggiungeranno la semifinale. Come sempre il panino italiano fa riferimento al centro Italia questa volta, quindi le regioni sono Toscana, Umbria, Marche e Lazio, e poi naturalmente andremo a scoprire anche il panino creativo proposto dai 4 concorrenti che conosceremo questa sera. Come sempre siamo a Pordenone, alla sede di Pala Gourmet, il centro esperienziale del gusto. Partiamo presentandovi la giuria di questa sera. Il presidente è Pietro Luisio, panel leader di analisi sensoriale. La new entry è Maurizio Potocnik, editore, critico enogastronomico, fondatore della guida Magnar Ben Best Gourmet. È ritornata in giuria, ci fa molto piacere, Mariella Trimboli, direttrice di Top. E poi non poteva mancare lo chef Ivan Bombieri della taverna di Colloredo di Montalbano. La prima concorrente è una donna, Sonia Scarel, pizzeria all'angolo di Maniago. Vieni Sonia. Buonasera, la mia locale pizzeria è paninoteca e ristorantino molto piccolo, con prodotti molto scelti. Io cucino, mio marito fa le pizze e mia figlia piccola crea e inventa i nomi e le nipoti. Mia figlia grande lavora con me. Io ho scelto le puntarelle romane che le ho lasciate a mollo una notte col ghiaccio per che restino verdi e belle croccanti come le volevo io. Ho scelto il pecorino di Piaenza e non mi viene il nome. Allora, Ciauscolo delle Marche. Sì, e delle pere. L'ombelico d'Italia, giustamente, centro Italia. Sì. Ci sta. L'ha inventato mio nipote. Lo so. Il nome. Cosa ci dobbiamo aspettare dal tuo panino? Croccantezza, un sapore molto genuino e tanta passione che metto me. Hai voluto abbinare un vino, il Vernaccia Mugnaini San Gimignano, che è qui. Sì. L'hai provato? Perché Sì. hai scelto questo vino? L'ho scelto perché secondo me con questo panino lo sciacqua bene, non so come definirlo, va giù bene. Ah sì, perché tu sei quella che non beve vini, però lo beve in questa occasione e quindi... Io sono una friulana sbagliata, perché non bevo A vini, proposito non di mangio vini, formaggi. una friulana invece non sbagliata sui vini è Mariella. Vai. No, in realtà io volevo chiederti come mai la farina di polenta, la farina di mais. Perché rende il pecorino più croccante, per quello che voglio fare io, il cestino, più consistente. E non ti spaventa abbinata al pane? No. Allora, lo trovo un panino complesso, perché i gusti sono tanti, e tira molto al dolce, perché nella scelta degli ingredienti tirano tutti sul dolce. Ti volevo chiedere se il melograno è più per decorazione o se consigli anche magari assaggiarlo mangiando il panino. Io l'avrei messo anche dentro, però sapendo che voi lo mangiate così, il rischio era che non prendevate la parte dove c'era, perché non lo puoi riempire di melograno. Però Certo. il mio ideale era di metterlo dentro. Il secondo panino italiano del centro Italia è proposto da Matteo Nebuloni del Mr. Smoky di Fagagna. Vieni Matteo. Noi facciamo principalmente hamburger, Tex-Mex, roba americana, fra poco anche tagli di carne, tutto in una cornice vintage. Siamo uno staff molto giovane. E questo? Sweet Hot? Sì, Sweet Sweetie Hot.
Sì, ho voluto richiamare la piccantezza che darò con un po' di peperoncino e la dolcezza che darò con un tocco di riduzione d'arancia. L'arancia come la lavori? È candita o è normale? No, ho fatto una riduzione con del succo d'arancia filtrato che ho aggiunto a dello zucchero che ho fatto sciogliere con dell'acqua. Quindi perde un po' di acidità, è più dolce? Sì, perde un po' di acidità, però comunque rimarrà dolce. Io sono un amante degli agrumi, quindi questa cosa mi piace. E staremo a vedere un po' il risultato finale, come si struttura con tutto il resto. L'abbinamento con il vino, Vernaccia Mugnaini San Gimignano. Perché hai scelto questo vino? L'ho scelto perché secondo me si sposa molto bene con il dolce dell'arancia. Perché dovrei scegliere questo panino se vengo a trovarti nel tuo locale? Per l'equilibrio. È veramente molto equilibrato, tutti i gusti. Più visto anche il periodo, comunque un panino invernale. Allora, questi ingredienti sicuramente ci vuole tanta fantasia per metterli insieme. Devo dire che in parte ci sei riuscito, quindi c'è il panino che in questo momento ti copre un po', quindi la prima sensazione è una sensazione che non è piacevole, ma è data dalla tipologia di panino, del pane. Dopodiché invece quando lo mettiamo in bocca c'è una buona succulenza, una buona salivazione e quindi quell'equilibrio viene dato. Si sente bene e non stona anche per quello che è l'arancia che è presente dentro ed è anche equilibrato per tutta la parte di speziatura. Quindi mi hai piacevolmente sorpreso. Grazie mille. Il terzo concorrente è Agnello Nocerino, Pizzeria Madò, Lignano Pineta. Vieni Agnello. La nostra pizzeria è anche ristorante, e siamo al centro di Lignano Pineta. Le nostre specialità sono pesci freschi, paste fatte in casa e abbiamo iniziato a fare appunto questi panini con base di pesce. Tra Toscana e Lazio, quindi tu hai sì. scelto gli ingredienti prevalentemente della Toscana e del Lazio. Pecorino di Pienza, finocchiona, puntarelle romane. Sì. Bravo, sei partito bene, non hai scaldato il pane. Mi fa piacere perché il pane caldo cambia il gusto soprattutto della finocchiona, no? Anche. Perché la scalda e Sì, scaldandola. Ecco, quindi Comunque le proprietà sei partito organolettiche. oltre che con la stazza giusta per essere... Quella non mi manca. Sei partito anche col piede giusto secondo me. Ma mi sarebbe piaciuto vedere qualcuno con un po' più di rischio, con qualche ingrediente diverso però. Sono tutti ingredienti sicuri. Diciamo questo panino quando l'ho assaggiato mi è piaciuto perché i sapori erano Forti. a parte forti, però li riconoscevi, sentivi sia l'amarognolo della puntarella che il finocchietto dolciastro, che poi la parte succulenta che andava a venire con il pecorino. Parliamo anche del vino che tu hai voluto abbinare, Vernaccia Una Mugnaini. vernaccia. Ecco, come mai? Sembra perché assaggiando questo insieme agli altri, il suo sapore è fresco e abbastanza comunque anche sapido, mi è piaciuto di più insieme all'abbinamento con gli altri. Agnello, di dove sei tu? Scusa, l'hai detto? Napoli. Di Napoli, Agnello. E cosa ti sei portato dietro da Napoli che lavori in Friuli? Boh, io sono partito pizza? che... A parte no, la pizza non faccio il cuoco. Anche. Mi sono trovato, diciamo, per amore in Friuli. Oh. Per amore sei innamorato. Sì. Bene, e se lei si è innamorata assaggiando questo panino? No. No, perché per è la altre prima volta cose. che lo fai. Per altre cose. Però ecco, a me il panino fresco piace,
piace la consistenza perché trovo che non aver cotto il pane non si è indurito, è rimasto di una consistenza interessante, ha lasciato tutto a crudo. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, nei sordi. Il prossimo concorrente è Marco Toffolon di Via Vai Caffè di San Vito al Tagliamento. Vieni Marco. Buonasera. Buonasera A tutti, buonasera. È un'attività all'interno di un centro commerciale, un bar, snaccheria, caffetteria e quant'altro, con un ramo anche di centro servizi, perciò tutto quello che serve dall'edicola alle giocate, a tabacchi e quant'altro. Il Giglio perché mi fa ricordare Toscana, da Firenze io. E infatti hai scelto solo Toscana tu? Sì, perché le puntarelle poi le avevo anche utilizzate nel panino precedente, ancora senza saperlo, però di fatto comunque sia molto buone. E ho utilizzato il pecorino di Pienza e la finocchiona e a me piace moltissimo l'abbinamento del fave. Qui dentro il saccaposto c'è una crema di fave e pecorino, è una cosa cruda, fresca, molto buona, però l'ho fatta in crema e poi ho messo del crescione per dargli un po' di freschezza e all'interno appunto solo il pecorino di Pienza. L'ho voluto abbinare con una pallina gelato vernaccia San Gimignano, che è questo gelato qua. Che è dentro il panino? No, allora io lo metterò fuori, Ok. che però io consiglio di usare questo caldo freddo che lo dà a me piace, ecco, io faccio tutti i panini che piacciono a me e spero dopo che piacciono anche alla giuria. Marco, vai che è passato un minuto, vai. Vedi, mi fate le domande e io vi rispondo. È un panino che proporresti nel tuo bar? Sì, o che sicuramente, nel tuo bar? senza paura. Quindi oggi vuoi avvelenare anche noi? Posso vedere? Spero di no io, Trovo sono intelligenti queste cose, questi contrappunti di dolce, salato, caldo, freddo. Per i palati anche in cucina sono sensazioni molto molto importanti. Senti, il vino vernaccia, Anche lì. l'hai scelto proprio poi per fare anche il gelato. Sui vini che avevamo da assaggiare automaticamente c'era questo rosso, la bolla l'avevo esclusa a priori, adesso l'ho assaggiata ma non mi diceva niente, insieme, e poi c'è stata la vernaccia. Quando c'è stata la vernaccia ho detto, Ci facciamo il gelato? è simpatica questa cosa. Sei riuscito a emozionarmi. E te credo, hai messo il vino anche nel gelato, non lei? Non perché sono in imbarazzo, ma perché sei riuscito veramente a trasmettere quello che volevi trasmettere. Si tratta di un panino in perfetta armonia, un equilibrio ottimo. Questa crema di fave direi che ci sta tutta. E hai tagliato il formaggio in maniera tale che non fosse invadente e il gelato sì, ottimo. Grazie. A me è piaciuto molto. Grazie. Abbiamo raggiunto la postazione quiz io e Mariella perché è arrivato il momento di capire se sono preparati o meno sui prodotti del territorio del centro Italia. Mariella. Qual è il nome della varietà d'olivo dal quale si ottiene l'oliva ascolana del Piceno? Ascolana tenera, ascolana marchigiana, ascolana verde, ascolana picena, ascolana gentile? Ascolana Picena. No, purtroppo. No, avete la possibilità di prenotarvi ancora, buttarvi. Marco, prendi il microfono. Ascolana tenera. Perfetto, è la risposta esatta. Infatti la denominazione d'origine protetta oliva ascolana del Piceno designa le olive in salamoia o ripiene prodotte nella zona delimitata indisciplinare comuni della provincia di Ascoli Piceno e di Teramo, ottenute dalla varietà d'olivo ascolana tenera.
Ed ora andiamo a conoscere la classifica dei panini italiani. Al quarto posto, con un totale di 113 punti, Sonia Scarel della Pizzeria all'Angolo. Terzo posto, con 139 punti, Matteo Nebuloni del Mr. Smokey. Secondo posto, con 143 punti, Agnello Nocerino della Pizzeria Madò. Primo posto, con 179 punti, Marco Tofflon del Via Vai Caffè. Siamo pronti per conoscere i panini creativi di questa serata. Partiamo da Sonia Scarel, Pizzeria all'Angolo di Maniago. Vieni Sonia. Allora, io ho portato la pituccia. Pituccia? Sì, di Pettuccia. Maniago, perché io Giusto, faccio seminato. quasi tutto di Maniago. Bene. Perché E il pane che pane è? è un pane al mais, che fa sempre un panificio di Maniago. Quale è stata la creatività? È stata quella di rimettere la pituccia, che tutti conoscono la pittina, e invece la pituccia è marchio registrato, che mi ha spiegato il macellaio che cos'è, perché non la conoscevo, e lui l'ha registrato apposta perché una volta era pitina, pituccia e peta, e adesso è rimasto solo pitina, tutti quanti la conoscono, e lui l'ha registrato come pituccia. Allora, io volevo fare qualcosa di un sapore bello forte che parlasse di Maniago. Questa era creare qualcosa per me. Volevi valorizzare il tuo territorio? Sì, sì, perché io ho tantissima collaborazione dai negozianti di Maniago e volevo anche far sapere che esistono questi prodotti. L'abbinamento con la birra, Dolomiti non filtrata, visto che tu solitamente non bevi, sto giro l'hai provata la birra? No? Allora, il mio panino secondo me è molto forte e io mi immagino il buon friulano che si beve una cosa bella, bella carica come il mio panino. E quindi una birra carica questa, ci sta? Volevo capire come mai proprio l'arancia assieme al radicchio. L'arancia per sgrassare, perché la petuccia è di pecora e infatti io la faccio appena appena sudare perché è molto molto forte. Ok, e magari non perché non un limone o un lime? Adesso è stagione di arance, a me è andato bene. Un po' più dolce anche. Sì, oggi ce l'ho col dolce. Vi addolcisco tutti. Riuscirai ad addolcire Pietro? Con il tuo panino, sarà dura, eh? Qual è Pietro? È lui. Ma è già dolce lui. Oh, questa è l'unica donna oggi che mi dice che sono dolce. Io avevo qualche dubbio su questo panino, però devo dire che mi hai stupito. Gli abbinamenti mi piacciono, c'è il dolce, c'è questo acido dell'arancio che mi piace, c'è l'amaro del radicchio e nel complesso lo trovo comunque un panino interessante. Complimenti. No, è un panino fatto bene, non è male. Non mi piace, non trovo il senso dell'arancio così in zest a fianco. Ma il panino è molto buono, ci avrei messo piuttosto una cosa di radicchio qua a fianco così per... Ah, ok. Ecco. Ed ora andiamo a conoscere il panino creativo di Matteo Nebuloni, Mr. Smokey. Vieni, Matteo. Allora, con te andiamo nel fresco inverno. L'hai chiamato così? Esatto. Ho voluto rimarcare il fatto che userò tutti i prodotti tipicamente invernali, non tanto per la reperibilità quanto per quando si mangiano, diciamo. E il pane intanto che pane è? Pane nero a carboni attivi. Poi hai portato la trota affumicata, gorgonzola, mascarpone, valeriana, avocado, menta, giusto? Esatto. Perché questo pane nero? Perché? Allora, innanzitutto ho voluto fare un panino abbastanza salutare. Ah, ecco, fa bene il pane nero. Tutto molto leggero. Qual è stata la creatività che ti è venuta fuori? Cosa hai pensato di poterci trasmettere? Io ho voluto
trasmettervi una sorta di abbinamento abbastanza inusuale, il formaggio con il pesce, con anche la menta, che renderà il panino fresco, da qui anche il nome, però comunque allo stesso tempo abbastanza pesante. Comunque ci sarà il gorgonzola che lo renderà comunque un pochettino più pesante. Invece l'abbinamento con la birra, Dolomitti, la non filtrata, hai scelto questa? Esatto, l'ho scelta per evitare una birra troppo forte di gusto e avere un contrasto troppo elevato e non riuscire a sentire appunto il panino. È giusto anche capire gli ingredienti, capire anche al pubblico a casa cosa è meglio scegliere, cosa è meglio non scegliere, come è meglio costruire un panino che possa essere un panino diverso, un panino gourmet come quello di oggi. Mr. Smoky. Yeah. Ok. Allora, aspetto esteriore del panino, non è appetizing. Manca qualcosa che esca fuori, perché sennò è una patata nera. Così, esce, è per quello che prima ti ho detto, hai pensato a fare qualcosa di una salsa che sia bella colorata, che possa uscire fuori, e quindi alla vista non è appetitoso, non è appetizing come si dice, no? Il gusto in bocca non è male, ma è la consistenza che però non... La consistenza del pane secondo me è troppo morbida, ci voleva più diversità tra il croccante e il morbido dell'interno del panino, però il gusto resta tutto sommato buono, l'insalatina ci sta, la trota si sente bene e il gusto è buono, ecco. Però queste due cose, appetizing, colore, aspetto esteriore, perché il panino deve essere bello da vedere, deve essere molto invitante, deve essere appetizing, e secondo me potevi spingere su qualcosa di più piccante, perché oggi siete tutti dolci, ragazzi, Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi... Il prossimo panino creativo è quello proposto da Agnello Nocerino, Pizzeria Madò di Lignano Pineta. Vieni Agnello, una quasi carbonara, pensa un po'. Allora, il pane è una tartaruga. Sì. Ci siamo ispirati alla carbonara, però al posto di mettere il bacon e cose, siamo partiti con una tartara di tonno. Buona. Questa tartara di tonno condita semplice con del sale d'olio e del pepe di Sichuan. La cosa particolare è proprio il pepe di Sichuan, che ti lascia non è un solito pepe forte, ma ti lascia un gusto fruttato, agrumato anzi. Perché dovrei ordinare questo panino? Per lo sfizio di vedere cosa significa quasi carbonara, per il gioco di parole anche, poi comunque è buono. Almeno da chi l'ha assaggiato ho avuto feedback positivi. Quindi è un panino che già proponi nel tuo locale? Mi dica? È un panino che già proponi? No, questo qui non l'abbiamo creato per il contest, però comunque l'abbiamo fatto assaggiare, abbiamo assaggiato sia noi che ad alcuni clienti, abbiamo fatto fare una prova e sono stati abbastanza contenti e positivi. Cioè, un panino, la cosa principale è il pane. È il pane. E dispiace che nessuno lo faccia, lo personalizzi, lo renda proprio, insomma. Più che altro per renderlo standardizzato, perché sinceramente, non essendo un panettiere specifico e avendo basi di panetteria, sono più sicuro ad andare in un panificio che conosco, chiedergli quella cosa. Invece quello che ti chiedo io è l'abbinamento con la birra, Dolomitti, la Pils. La scelta di questa birra perché?
Boh, perché sempre assaggiandola abbiamo visto che comunque è una birra che si accompagnava bene Ma perché si accompagna bene? per la sua armoniosità e per la sua freschezza, e poi comunque avendo un retrogusto amarognolo accompagna bene anche il composto delle altre cose. Se io avessi dovuto prendere questo panino sulla base, come ce l'hai spiegato, non lo avrei preso. Assaggiando il panino, vedo che questo panino ha delle cose positive e delle cose che sono ancora da capire. Quindi questo panino in bocca ha una buona succulenza, ha una buona acidità che va a sostenere la succulenza, c'è un buon equilibrio tra dolce e amaro. Dopodiché forse la tartare di tonno è da preparare un po' meglio, perché non si capisce la tartara assieme alle noci, si perdono le noci, mentre invece quella croccantezza delle noci può essere una cosa interessante se la tartare fosse maggiormente curata. Il quarto panino creativo è quello proposto da Marco Toffolon, via Vai Caffè di San Vito al Tagliamento. Vieni Marco! Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera. Partiamo dal pane. Sì. Che è un pane con mosto di prosecco e mentuccia fresca. Sì, praticamente questo qua è stato impastato con del mosto di prosecco stabilizzato fermo prima che poi diventasse vino, perciò ha un senso morbido e dolce chiaramente, no? Ed è stato fatto appunto una riduzione di questo mosto e alla fine è stato incorporato dentro della mentuccia fresca, cotto a diciamo quasi metà cottura a vapore e poi viene finito in forno per creare appunto una leggerezza, perché lo sentirete magari molto leggero, perciò soffice, però ha una sua struttura. Vai, prepariamo, va? Procedo, no? Sì, vai. Perché sennò va a finire che Filetto di maiale, tomino, cipolla di cavasso, cavolo cinese, senape e aceto di mele. Sì. Marco, trovo questo panino molto orientale come ispirazione, o sbaglio? Sì, possiamo definirlo anche così. Il maiale, l'aceto di mele, tutti questi contrasti dolci e acidi che si trovano nella cucina orientale, li ritrovo molto in questo panino. Un demi-fusion col prosecco. Comunque un demi-fusion, prego Presidente. Grazie della deferenza ancora. Per quanto riguarda, poc'anzi hai detto che il tomino lo stai mettendo per dare quella nota di grassezza poi in bocca. Sì. Questa nota di grassezza poi si andrà a coniugare in tanta sapidità in bocca, oppure c'è l'amaro che comunque mi dà il tomino che andrà a contrastare la nota di dolce? Beh, quello io lo spero, perché siccome essendo anche l'impasto un po' dolce... No, lo speri no, mi devi dire che lo hai pensato. L'obiettivo era quello, cioè quello dico io. L'obiettivo era proprio quello lì di arrivare ad avere questo contrasto. Birra della Pilsner l'ho presa perché era l'unica birra, nel senso delle 4 che avevo a disposizione, asciutta, no? Perciò, tornando al discorso dell'Entai, anche lì una birra asciutta. Marco, trovo che ancora una volta l'abbinamento sia stato perfetto. E mi permetto solo di segnalarti questo. Probabilmente il tempo eri un po' coi tempi stretti alla fine e quindi non c'è stata una distribuzione omogenea del prodotto. E una cosa che mi lascia un po' perplessa, l'abbinamento con la birra,
perché la trovo particolarmente amara. Ed ora andiamo a conoscere il risultato del contest nel contest lanciato da Friulovest Banca. Eccoci qui Alexis, siamo ritornati a Casarsa della Delizia nella sede della filiale di Friulovest Banca, con me Giancarlo Iurraro della birreria Dolomiti e Chiara, una delle referenti di Friulovest Banca per quanto riguarda questo territorio. Giancarlo, con che panino hai vinto questo colpo? Con il Dolomiti Sandwich. E è un panino che già proponete o è una invenzione ad hoc per il nostro concorso? È stata apposta un'invenzione per il concorso. E quindi entrerà nel listino? Sì, a più presto. Bene, allora ricordo che Giancarlo ha sbaragliato la concorrenza nel contest del contest, ovvero cliccando su Friulovest Magazine, che è la pagina istituzionale di Friulovest Banca, i suoi clienti l'hanno sostenuto e lui ha vinto un ulteriore premio che ora consegno a Chiara. E a Chiara anche chiedo dove si trova la filiale di Casarsa? La filiale si trova esattamente nella piazza di Casarsa e siamo contenti che Casarsa sia nuovamente protagonista grazie al Dolomiti. Bene, allora procediamo alla consegna del premio e mentre avviene la consegna io ricordo che a brevissimo entrerà nella fase finale il nostro contest con tutti i concorrenti che potranno di nuovo mettere in palio i propri panini e ci sarà un premio veramente importante, quindi anche i loro clienti sono invitati a partecipare e mettere il mi piace su Friulovest Magazine e sui panini che i loro beniamini hanno preparato. A te la linea, Alexis. Siamo ritornati in postazione quiz con Mariella, un'altra domanda legata ai vini questa volta. In tema di passiti, parliamo di picolit. In quali zone viene coltivato il picolit? Collio Gordiziano e colli orientali del Friuli, Collio Sloveno e Collio Gordiziano, colli orientali del Friuli, Collio Gordiziano, Collio Sloveno. Chi si prenota tra i quattro? Difficile, nessuno si prenota. Marco, dai, prendi il microfono e buttati. Proviamo. Io colli orientali del Friuli. No, purtroppo. Collo Slovenia Goriziano? No, nemmeno quello. Ne mancano due ragazzi, ci prova Sonia. Colli orientali del Friuli? No, purtroppo. E quindi parti tu, Matteo, provaci. Collio Sloveno? No. Era il Collio Goriziano, ragazzi. È infatti un vitigno a bacca bianca coltivato nel Collio Goriziano e colli orientali del Friuli, dal quale si ricava l'omonimo vino, prodotto raro e ricercato dagli amanti dei passiti. Bene, avete imparato una cosa in più e niente, ritorniamo ai nostri panini creativi. Grazie. Siamo pronti per conoscere due concorrenti che passano in semifinale, quindi andiamo a dirvi il primo e il secondo classificato della puntata. Con 276 punti il secondo e quindi passa in semifinale Agnello Nocerino, Pizzeria Madò, Lignano Pineta. Primo posto con 364 punti Marco Toffolon, Via Vai Caffè, San Vito al Tagliamento. Voi due passate in semifinale. Voi ragazzi fatevi comunque votare su Facebook, Friulovest Magazine. Allora, innanzitutto complimenti a tutti. Come diciamo sempre, questa qua è una gara in cui c'è chi arriva primo, chi arriva secondo, chi arriva terzo e chi arriva quarto. La qualità dei prodotti era una buona qualità. E cosa siamo andati a premiare? Siamo andati a premiare effettivamente la capacità che si aveva di fare innovazione nel prodotto, ma anche e soprattutto la capacità di raccontare quella che era l'innovazione. Dopodiché siete stati un gruppo interessante,
Abbiamo visto che siete stati interessanti anche dietro le quinte, quindi c'è stato da parte vostra anche la capacità poi di essere squadra, a prescindere dal fatto che soltanto 2 di voi sarebbero passati. Quindi complimenti ancora, vi esortiamo a ricercare sempre quella che è l'innovazione nel prodotto che presentate e soprattutto la grande capacità di raccontare quello che voi altri fate. Questa grande capacità si andrà a coniugare sicuramente con ottimi risultati dal punto di vista di chi vi viene a trovare, perché vuole trovare un qualcosa in più rispetto a quello che normalmente c'è. Grazie a Pietro e a tutta la giuria di questa sera, grazie ai concorrenti, quindi voi 2 andate avanti, ci ritroviamo in semifinale. Grazie a Tommaso Ravo per ripresa e montaggio, vi ricordo ogni sabato in prima serata The Best Sandwich, l'Italia in un panino. Alla prossima. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fame. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi